Non abbiamo trovato nulla di nulla, solo parole, parole come una nota canzone. Siamo anche andati a cercare nell'albo pretorio del sito del comune di Favara nella speranza, ahimè vana, di trovarvi attività amministrativa, ma anche qua vuoto assoluto. Così il circolo del Partito Democratico di Favara commenta i primi 100 giorni di attività dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna Alba. Il circolo, di cui è segretario Carmelo Vitello, analizza i contenuti di una recente intervista che la stessa amministratrice ha rilasciato ai colleghi della stampa online. Sul fronte precari, secondo il Partito Democratico di Favara, la proroga del contratto al 31 dicembre prossimo dei 65 dipendenti dell'ente, sottoscritta dalla prima cittadina, sarebbe avvenuta oltre la data stabilita e dopo il benestare del Ministero, quindi per il PD si tratterebbe di un atto dovuto. Per quanto riguarda invece la volontà della Giunta di dichiarare il dissesto, il PD locale afferma: la sindaca non ha trovato un morto in casa ma un moribondo e lei, si legge in una nota, ha deciso senza nemmeno consultare i medici di disfarsi del moribondo senza curarsi se un'appropriata terapia d'urto avrebbe potuto salvarlo. In merito allo scendere nelle piazze e spiegare ai cittadini il dissesto si legge nella nota del PD: perché non chiedete loro, cioè ai cittadini, anche cosa ne pensano della pulizia delle nostre strade, cosa ne pensano dei suoi risultati sulla differenziata, cosa ne pensano, interroga ancora il circolo, sugli evasori spiegando loro cosa ha messo in moto per fare pagare tutti. Perché non chiedete ai cittadini cosa ne pensano sul controllo del territorio dove regna l'anarchia più assoluta e cosa questa amministrazione sta facendo per un regolare controllo preventivo e repressivo? Forse, scrive ancora il PD, lei sta tentando di rimpinguare i vigili attingendoli dai precari pur sapendo che a gennaio questi saranno tutti a casa, salvo miracolo della regione siciliana che al momento non è a guida grillina. Nell'articolata nota il Partito Democratico affronta anche la delicata questione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di soste selvagge e della relativa assenza dei controlli serali dei vigili urbani, della mensa scolastica che secondo il PD a causa del dissesto non verrà più svolta. E restando in tema di dichiarazione di dissesto, il PD si sofferma anche sui beni immobili del comune che potrebbero essere venduti dai commissari liquidatori, ovvero le ville comunali, la casa Ambrosini di Piazza Garibaldi, il castello Chiaramonte e gli impianti sportivi di proprietà dell'ente. Perché si legge ancora nella nota non chiedete Perché si legge ancora nella nota non chiede ai suoi cittadini cosa ne pensano del fatto che perderanno 940.000 euro di finanziamento per la scuola media Vaccaro Mendola per lavori di ristrutturazione e 930.000 euro per la scuola Bersagliere Urso per opere di completamento, somme già stanziate, perché il comune non potrà sborsare la quota parte del 7% a causa del dissesto da lei dichiarato. La lunga nota si chiude con un altro interrogativo che il partito guidato a Favara da Vitello rivolge alla sindaca Alba sui suoi primi 100 giorni di mandato. Quale pezzo del suo programma ha attivato? Perché la scelta del dissesto, con forza da voi negato in campagna elettorale negli incontri televisivi, concludono, risulta essere ai nostri occhi la sua prima e unica attività amministrativa.